Mister Amore, in settimana tanti cambi all'interno della rosa, come si sta mandando il gruppo e che impressioni vi hanno fatto i nuovi arrivi? Per quello che è successo comunque dispiace perché erano dei giocatori importanti per il Savoia, però queste cose capitano, succedono e sono successe anche in altre squadre. Comunque abbiamo fatto un ricambio lo stesso importante con Visentin, con Viscido, con Malafronte, con il ragazzino Paduano, ma gente di esperienza, è un mix esperienza con dei giovani. Visentino conosciamo benissimo, un attaccante d'area di rigore, uno che riesce a mantenere palla e far respirare un pochettino la squadra e farla salire. Malafronte è uno di quelli che io ho avuto già in passato nel settore giovanile del Catania, un ragazzo che ha sempre fatto gol, sta attraversando un momento un pochettino così, però l'ho visto molto motivato e questo in queste categorie è importante, le motivazioni sono molto importanti. Viscido è uno di quelli che tanta quantità, poteva già all'epoca e sicuramente lo è adesso dare una mano alla causa del Savoia. Domani partita difficile contro un avversario complicato, il Comprensorio Montalto. Come si affrontano partite del genere? Beh, sicuramente dopo tutto quello che è successo la squadra è molto più serena rispetto a prima, ma non per quello che è successo a livello di epurazione tecnica. Sappiamo benissimo l'avversario di turno, un avversario che sulla carta è veramente una squadra importante, però noi in casa bene o male la partita la facciamo e l'abbiamo sempre fatta. Come va affrontato? Va affrontato con tante motivazioni, con quella voglia, con quella cattiveria giusta per affrontare una squadra che comunque è a 3 punti davanti a te, non è che è una squadra irresistibile o imbattibile. Noi l'abbiamo studiata, vediamo domani come si evolve durante la partita. Indicazioni sulla formazione? Beh, la formazione credo che alla fine già è stata effettuata, già è stata fatta, già ce l'ho in mente. Loccisano, Amoruso a destra e Guerra a sinistra, la coppia centrale con Scudieri e Catalano, i due centrocampisti centrali sono Fontanarosa e Viscido, con Savarese, Perretti, Malafronte e Visentin. Questi sono gli 11 che rimanevano in campo. O facciamo un 4-3-3 o un 4-2-3-1 come sul vecchio schema della settimana scorsa con interpreti diversi sul modulo.